Buonasera e ben ritrovati con la finestra, buon sabato sera, il tempo ancora ci bastona, speriamo che arrivi presto un po' di caldo, un po' di sole, perché siamo anche stanchi di questa pioggia. E allora, questa sera di cosa parliamo? Ci concentriamo sulla figura di Papa Francesco, questo Papa che sta insomma rivoluzionando la Chiesa, che utilizza i mezzi di comunicazione moderni per arrivare ovunque con la sua parola e il suo messaggio, ma cercheremo anche di capire cosa sta cambiando nella religiosità degli italiani e a che punto siamo col dialogo interreligioso. Allora ho il piacere di ospitarvi questa sera in studio con noi Don Giovanni Brusegan, delegato Ecumenismo e Cultura della Diocesi di Padova. Benvenuto. Il piacere di ospitare, qui mi perdonerà per la pronuncia ma spero di essere brava, Ahmed Mohamed Sheknour, coordinatore dell'associazione Italsome e membro delle religioni per la pace. Benvenuto, ben ritrovato perché era da anni che non ci vedevamo, non riuscivamo a interfacciarci. Il piacere di ospitare in studio con noi Nereo Tiso, professore di religione, che ci racconterà insomma questi giovani ragazzi se sono più attaccati alle app del telefonino o magari davvero hanno una propensione religiosa importante. Il piacere di avere in studio con noi il professor Vincenzo Paci, sociologo delle religioni presso l'Università di Padova. Benvenuto. Buonasera. E il piacere di trovare in studio con noi il calmissimo Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista. Già premesso calmissimo perché è un attimo e si scalda, vabbè, insomma. Ha già l'aureola intorno. E alla fine della puntata, sapete come andrà a finire? Che io andrò all'inferno e lui si salverà, andrà in paradiso. Io non voglio ma la puntata è lunga e il cavallo buono si vede alla fine della corsa. Ecco. E qual è la situazione? È un paese che cambia, un rapporto con la religiosità che sta diventando probabilmente sempre più individuale, meno aperto alla socialità, meno persone vanno alla messa e insomma gli italiani, pensate, sì, per il 68% si definiscono cattolici, però a frequentare sono 3 su 4, anche 2 su 4. È un rapporto che sta cambiando, stavamo dicendo, e che vede poi nella figura di Papa Francesco un nuovo comunicatore. Vado subito dal nostro sociologo delle religioni, il professor Pace. Questo Papa insomma ha scardinato un po' alcuni meccanismi della comunicazione con i fedeli e ha scardinato anche alcuni meccanismi diciamo classici, sta aprendo le porte alle donne, è intervenuto in tantissimi ambiti, è un nuovo modo. Sì, non esageriamo perché in qualche misura abbiamo avuto già nella storia recente, diciamo, dei papi un altro grande comunicatore che è stato Wojtyła, Giovanni Paolo II. E semmai, come dire, la comunicazione è diventata più fredda perché per temperamento con il Papa Ratzinger. Non c'è dubbio che questo Papa cerca di trovare il modo per farsi capire a una società che, come lei prima diceva, sì, può continuare ancora a rappresentarsi, a dirsi cattolica, ma ha una varietà di comportamenti da chi appunto è devoto, frequenta e poi invece c'è una grande massa di persone che ha un rapporto molto individualizzato con la fede di nascita in una società che sta diventando sempre più plurale dal punto di vista religioso, cioè è una società ancora a maggioranza cattolica dal punto di vista socioculturale, ma certamente ci sono presenze nuove e questo produrrà nel corso del tempo una offerta, diciamo, di altre prospettive religiose che non saranno più lontane ma saranno qui vicine e prossime alla nostra possibilità di capire la religione degli altri e viceversa. In questo aspetto Bergoglio rappresenta un modo non europeo di intendere la missione della Chiesa Cattolica. Potrei dire, usare un ossimoro, un modo non ortodosso, in un certo senso. Per un... lo so che lei interveniva subito. Cominciamo a ravvicinarsi, fuochino. Vabbè, si presenta da sé. Allora, professore,
lei diceva ci sono varie religioni nel nostro paese. Allora, il 63,8% degli italiani abbiamo detto è cattolico, però pensate, un buon 10, questo è il rapporto del Censis, il 46esimo, il dato è più sicuro, il 10,7% è agnostico, il 7,8% è ateo, quindi un 8%, ci sono 1.300 ortodossi, 700.000 protestanti, l'1,8% degli italiani è di altra religione e il 15,6% degli italiani crede che ci sia qualcosa, però insomma sono come i classici che rispondono ai vari quesiti, non so, non mi esprimo, non mi espongo. È una società che insomma è un po' come il cubo di Rubik, tante facce che poi però portano tutti verso un'unica direzione, anche un bisogno di fede, perché anche se non credono poi alla fine, magari verso la fine della propria vita, magari uno fa un balzo. No, beh, che la religione non sia sparita dalla storia come si pensava negli anni 60-70, questo è un dato di fatto, e che però questo bisogno di spiritualità, di religione non sia più intercettato solo dalla Chiesa Cattolica, questo è un altro dato di fatto, nel senso che ci sono italiani che magari abbracciano il buddismo, altri si convertono all'Islam, altri guardano con simpatia a religioni storiche del mondo protestante, magari dicendosi ancora cattolici, quindi c'è un elemento di bricolage religioso. È una fusion, come amano molto dire, sì. Bricolage, fusion, sì. Come amano gli anglosassoni. Allora, sta di fatto che questo Papa comunica in un modo molto alternativo, perché comunque si presenta e probabilmente sarà un po' lo spirito latino che porta, il sudamericano che porta con sé e insomma fa grip, come si direbbe nell'ambito motociclistico. Insomma, è un Papa che buca lo schermo e che dialoga molto anche con le altre religioni. E allora Don Giovanni Brusegan è un Papa che anche rilassa nell'ascoltarlo, ha sempre una parola buona per tutti e non chiude le porte, anzi è interessante che proprio recentemente abbia detto attenzione che le chiese non sono come i negozi, devono sempre rimanere aperti. E allora è un Papa che dice la sua su tutto. Penso che non sia banale o strumentale il suo modo di porsi, ma sia veramente innovativo, nel senso che sta recuperando non tanto l'Apple da un punto di vista del successo, quanto sta recuperando l'umanizzazione o l'aspetto umano di una fede che si presentava ultimamente come staccata da quello che è il sapore del vivere. Il fatto di venire da lontano e di avere come chiave interpretativa la storia, come soggetto il popolo di Dio e la comunità, di fotografare e di partire dai bisogni, facendo in modo che il messaggio cristiano e la Chiesa, che ne è la promotrice prima attraverso i preti, attraverso i laici, sia credibilmente contagiata dall'odore dei problemi e non sia asetticamente in un tempio che afferma dei dogmi, credo questo abbia toccato i cuori, ma non solo nel senso di sensibilità o di sentimenti, quanto il cuore dei problemi e il cuore della cultura contemporanea. Cioè, Donna, non l'ha mandata a dire a nessuno, cioè se c'erano gli industriali ha detto la sua, se c'era da parlare nei confronti anche della politica italiana non sta zitto in nessun ambito, anche quando c'è stato, ci ricordiamo un attentato a Charlie Hebdo, ha detto la sua, se continuano a offendere anche io tiro un pugno se mi offendono mia mamma, cioè anche affermazioni forti. Sì, quella è estrapolata da un momento in aereo, era in aereo, me lo ricordo perché l'ho visto. E quindi c'è anche il linguaggio del tête-à-tête con i giornalisti, ma ha un suo senso legittimo. Però il radicalismo del Papa è il radicalismo di riferirsi e recuperare il Vangelo allo stadio puro possibilmente, responsabilizzando le chiese locali che sono diversificate nel mondo e non solo quindi una latinizzazione dell'universo, ma un pluralismo di chiese locali che accolgono il Vangelo e lo riattualizzano secondo una creatività che risponde
alla situazione e alle possibilità captative della gente. E questa è un po' la sensazione che abbiamo tutti noi, perché se ci soffermiamo una domenica ad ascoltare l'Angelus o comunque ascoltiamo una sua dichiarazione, ci accorgiamo proprio che c'è questa grande umanità di questo Papa. Come aveva detto lui, se non mi ricordo male, siete venuti a prendermi dall'altra parte del mondo, e forse avevamo proprio bisogno di questa carica, di questa energia anche sudamericana. È la par condicio, e quindi do la pari opportunità di dire qualcosa di buono su questo Papa a Maurizio Ruggero. Maurizio Ruggero è un Papa che comunque sta rafforzando lo spirito della Chiesa, visto che comunque c'è un certo lassismo, persone insomma meno interessate alla religione, insomma sta cercando di riaggregare. No. Dunque, allora, partiamo anzitutto da quello, e sarà poco, su cui sono d'accordo con Bergoglio. Quando ha dichiarato che le chiese devono stare aperte, ed è vero, le chiese devono stare aperte perché se uno vuol pregare, almeno vero, quella è un'occasione, e quando ha ricordato che si curano di più i cani che non gli esseri umani. Ah, questa è una cosa molto recente, molto no? recente, 10 giorni fa, anche meno. Quindi vuol dire che lo Spirito Santo può tutto, perché persino in un personaggio come Bergoglio elementi, diciamo, di verità si possono fare strada. Ciò detto, sul resto è un assoluto disastro, perché allora non è vero che sono incrementate le frequenze o le frequentazioni nelle chiese, anzi io vedo i dati per esempio sulle udienze, parlano di un taglio drastico, addirittura della metà delle udienze che c'erano al tempo ancora di Ratzinger. Ma non è questo il punto, perché il fatto che uno abbia successo o meno mass mediaticamente, poi Bergoglio è pompatissimo da tutta la stampa, perché siccome dice cose secondo il progressismo conformista, nel senso più bieco della parola, ovviamente tutta la stampa è in ginocchio, tutto il mondo laicista. Non è che la gente la stampa è in ginocchio, la stampa cerca di essere obiettiva, ascolta, riporta. No, perché vorrei vedere se ci fosse San Pio X o Pio XII o Pio XI. Sicuramente ci sprecherebbero gli attacchi, ma siccome Bergoglio dice ciò che piace alla stampa, e quindi si apre sull'aspetto omosessualista, si apre sul dare magari la comunione ai divorziati, le donne, sì, vai, lasciamo stare sulle questioni delle donne, ecco, diciamo donne prende, in realtà sarebbero il diaconesso, è un problema più articolato. Comunque, tutte queste cose piacciono naturalmente al mondo progressista, per cui abbiamo tutti questi personaggi del mondo laicista che, guarda caso, sono convertiti, tra virgolette, in realtà non sono convertiti affatto, sulla via di Damasco al cattolicesimo. Abbiamo i Dario Fo entusiasti, abbiamo i Pannella di buonanima che erano entusiasti, la Bonino che si sentono per telefono, si fanno, che ne so, gli auguri di Natale e Pasqua, e non solo, forse fanno addirittura le riunioni del Partito Radicale assieme. Cioè, voglio dire, tutta questa genia di personaggi che mai si è convertita, mai sogna di convertirsi, guarda caso adesso ha scoperto in Bergoglio il proprio nome. Sono cambiati i Bertinotti, i Dario Fo, i Pannella, le Bonino, o è cambiato qualcosa dall'altra parte? È evidente che questa è la seconda. Allora stai dicendo che questo è un papa marketing? Cioè, è questo quello che mi sta dicendo? Un papa posizionato là e selezionato affinché compiacesse una platea mondiale? Allora, già con Giovanni XXIII questo era successo, perché c'è un prima e un dopo nella Chiesa. Il prima e il dopo si chiama Concilio Vaticano II, che è quello che spacca in due la storia. Da una parte c'è la Chiesa che sempre ha ribadito certi principi, certi dogmi, certe dottrine. Dall'altra parte c'è una nuova religione, una nuova sacramentalità, una nuove dottrine, che sono quelle che piacciono tanto al mondo, per cui già Giovanni XXIII viaggiava fra gli applausi, e Bergoglio è l'ultimo prodotto di questa situazione disastrosa nella Chiesa. Allora, due religioni, però, caro docente di religioni Nereo Tiso, lei ne insegna sempre una, se non vado errato, perché la religione è quella cattolica che insomma insegna a scuola. Allora, insomma, c'è sempre qualcosa da ridire qui. Noi torniamo subito dopo la pubblicità e ci chiediamo se c'è ancora questa necessità dell'ora di religione, oppure se non c'è più religione, visto che tanti sono gli studenti che scelgono un'ora alternativa. A dopo.
Eccoci qui nuovamente in diretta con La Finestra. Prima della pubblicità si discuteva su questa ora di religione. Sono ormai, caro Nereo Tiso, 1 milione gli studenti che ogni anno scelgono di non avvalersi dell'ora di religione e rispetto a 20 anni fa sono raddoppiati, erano 500.000. Soprattutto questo dato è molto importante alle scuole superiori. Cosa significa questo? Non significa di fatto che i ragazzi non abbiano più nulla a che fare con la religione, perché la scelta è data da una serie di situazioni molto più complicate, cioè non è un automatismo che ci sia un disinteresse, un menefreghismo o un ateismo. Naturalmente dobbiamo tener conto che ci sono moltissimi ragazzi nelle scuole superiori e anche nelle altre scuole che provengono da altri paesi, quindi appartengono ad altre confessioni, ad altre religioni o a nessuna religione, e quindi generalmente questi ragazzi non sono presenti in classe. Per contro anche i ragazzi, diciamo, italiani che 20 anni fa forse in numero maggiore frequentavano, si avvalevano, come si dice, dell'ora di religione, 20 anni fa era una situazione diversa da quella di adesso. Anche perché non è l'ora alternativa. Noi sappiamo che una sentenza della Corte Costituzionale prevede la possibilità di non partecipare, cioè la non frequenza, e quindi i ragazzi possono uscire da scuola, cioè andarsene a casa prima o arrivare dopo. Naturalmente questa è una situazione... non è un'alternativa, perché è no, non è come dire, vabbè, salto un'ora e... Esatto, non è un'alternativa, ma diciamo che è una possibilità che uno ha di fare un'ora in meno alla settimana. È un bene o un male? Io credo che l'ora di religione, che tra l'altro ha ormai quasi 100 anni, insomma, dal punto di vista istituzionale, ha ancora un suo percorso, ha ancora qualcosa da dire, ma non perché fa un percorso di fede che non spetta l'ora di religione a scuola, ma perché dà degli strumenti per poter capire innanzitutto la religione, le religioni. Appunto, questo è un dato molto importante. Quando lei si pone davanti ai suoi studenti, cosa insegna? Solo la religione cattolica o anche la religione, o tutte le religioni? Parlate di tutto? Di tutto no, diciamo che la religione si insegna religione cattolica, questo è l'insegnamento. Poi all'interno di quest'ora naturalmente la conoscenza anche della società nella quale si vive, nella quale appunto, come diceva il professor Pace prima, c'è un pluralismo di provenienze e anche di religioni, e capire che la religione tendenzialmente in un sistema nel quale viviamo si tenta di cacciarla dalla porta, ma rientra in qualche modo dalla finestra, e quindi siccome nella società complessa pluralista bisogna sapere che si deve convivere anche con gli altri, credo che capire se stessi e capire gli altri diventa un elemento fondamentale della convivenza. Lei nella sua ora di religione ha anche studenti che non sono cattolici o cristiani? Assolutamente, e cosa le chiedono? Fare un confronto con la loro religione? Assolutamente sì. Piuttosto che testimoni di Geova, buddisti? Ho avuto testimoni di Geova, ho avuto buddisti, ho avuto ragazze musulmane marocchine, naturalmente ortodossi, cinesi protestanti, insomma c'è di tutto. Insomma, d'altronde la scuola è l'unico elemento in questo momento formativo ed inclusivo, l'unico luogo, insomma, formativo ed inclusivo, visto che spesso all'interno del sistema, diciamo, politico molte volte c'è un rifiuto da parte di determinate religioni piuttosto che altre, paventando, ostentando valori che sembrano radicati ma invece diventano più valori strani come vengono lanciati. Credo che alla fine, insomma, il nostro lavoro nella piccola ora settimanale sia quello... La scuola forma, giusto? Sì. La scuola è formativa, certo. dice di no. Sì. Forma, da tempo la legge Casati che forma, cioè quello che vuole lei forma. Lui può dire quello che vuole, non è un problema. Vabbè. Io le chiedo cosa le chiedono gli studenti, non so, hanno delle curiosità, oppure dicono vabbè,
ragazzi quello che è scritto magari nella Bibbia, nel Vangelo, come lo dobbiamo interpretare? Perché all'epoca di internet e degli smartphone questi ragazzi sono molto scafati. Sì, però sono scaffati, ma anche non troppo, insomma, no? Perché loro sono scaffati su alcuni elementi, non su molti altri, insomma, ecco. Loro chiedono, per esempio, chiedono anche dei fatti che succedono, si interrogano i ragazzi, no? Magari davanti a dei lutti molto importanti. No, hanno dei dubbi non solo sulla fede, ma quello se lo tengono per loro. Chiedono, per esempio, su relazioni con altre religioni, le difficoltà non di stare assieme, ma di rapportarsi con i compagni che credono in maniera diversa, da dove vengono, quindi cioè, si interrogano su questo, ma anche sulle questioni sociali, su questioni etiche. No, pongono delle domande perché le notizie arrivano pur non leggendo più i giornali come leggevamo noi, ma le notizie passano sullo schermo, diciamo, e loro le leggono, fanno fatica a interpretarle e quindi bisogna riuscire insieme, insomma, a delinearle. Senza avere una verità assoluta, ma cercando di aiutare i ragazzi a trovarne una, a trovare una strada, quindi a farli pensare. Mi piace non questa è che cosa, dobbiamo... insomma, che nessuno ha la verità in tasca. No, non è che, ripeto, lanciare dei dogmi, delle verità assolute... La verità assoluta secondo Ruggero è che questa è una religione farlocca che sta insegnando lei in un certo Ruggero può senso, dire quello che vuole. Cioè, a un certo punto, da quel momento in poi c'è stato questo scisma nel scisma Io da quello che posso dire io, la parola chiave del Concilio Vaticano II era aggiornamento e aggiornamento significa che non è aggiornamento nel 1965, ma è una cosa in continua evoluzione, in continuo siete arrivati al relativismo, infatti. Chi si ferma naturalmente pensa di essere nel giusto perché si è bloccato e ha messo una barriera, un muro di fronte a se stesso, credo abbia i giorni contati, non scontati. C'era qualcuno che diceva che si ferma è perduto, vedo che anche gli insegnanti di religione ormai si sono assuefatti. Guardi, però lei, già di questo aspetto, lei non è credibile, no, io dico, lei non è credibile. Scusi, lei da chi riceve il mandato per fare l'insegnante di religione? Me lo dica. Lo dica non da lei. Dal vescovo di Padova sì, però evidentemente se sei di Padova. Allora lei è dipendente. Il vescovo di Padova la pensa come lei? Per fortuna no, fortuna mia no. Però voglio dire, lei è sostanzialmente sul libro paga, no? Alla fine, non della diocesi perché la paga lo Stato, però alla fine se non avesse il mandato del vescovo non insegnerebbe. Dice, è un giro contato. Allora, qui viene fuori il segreto dei bergoglisti. I bergoglisti sono tre categorie. Pensavo fosse un altro segreto della rivelazione di Fatima. C'è un segreto di Fatima. Ragazzi, stiamo bene perché sabato sera uno sbarella giù dal divano e dice c'è un quarto segreto di Fatima, un quinto. Oddio, ce n'è uno interessante, è il padre Dollinger che è uscito l'altro giorno sul giornale, vogliamo citarlo, interessante. Padre Dollinger dice che ha avuto una confidenza di Ratzinger, no, nella quale gli dice che nel terzo segreto di Fatima gli amici dell'insegnante di religione, i conciliari, hanno tagliato una parte nella quale si diceva che ci sarebbe stato un cattivo concilio e una cattiva messa, ma guarda come mai. Ed è quella a cui si riferisce lei, siamo negli anni... C'è stato un ulteriore intervento di Ratzinger che ha negato questo. Ma naturalmente, essendo Ratzinger uomo del Vaticano II, non ci si poteva aspettare diversamente. Perché i bergoglisti, caro Don Brusagan, sono tre categorie di bergoglisti. Ecco, dai. I tonti, ma qui non ci sono tonti, quelli che un po' sono pochissimi, quelli che si bevono la propaganda del regime. Poi ci sono i cattivi, li abbiamo detti prima, i Pannella, i Bonino, cioè quelli nemici della Chiesa che però gli piace Bergoglio, e poi ci sono i pagati, cioè a dire quelli che bene o male hanno interessi da difendere. Il grosso del clero italiano, sapete perché non dice la verità che andrebbe detta? Cioè che Bergoglio non è affatto un papa, perché per essere papa bisogna essere cattolici e non c'è il cattolicesimo. Sapete perché non lo dicono? Sapete perché non lo dicono? Perché sono sul libro paga. Insomma, dai, ma insomma dai cosa? Ti vengono a dire nell'orecchio, ma questo è l'anticristo, ma non è possibile. Dopodiché non hai mai il coraggio di dire la verità. Ma perché non hai il coraggio di dire la verità? Perché dipendi da quella gente lì. È umano, troppo umano, ma è così. Ma chi l'ha detto? Come chi l'ha detto? È un fatto. È generico. Questo anticristo, questo un altro se lottassimo ad armi pari avreste già perso voi. Se lottassimo noi tradizionalisti con voi ad armi pari, cioè se noi potessimo garantire i benefit economici garantite voi, stia sicuro avremmo già stravinto. Il vero problema è proprio quello, che voi garantite i benefit e la gente si vende per quello. Noi non siamo dei comprati né dei venduti, abbiamo una serietà diversa da questi paragoni.
se tu metti No, tutto guardi, sul io piano penso- di no, io lasciarsi penso- comprare, io accetto per te, non per me. Io penso che, non dico che lei sia un comprato, dico Beh, semplicemente mi pare che lei non un è credibile. venduto. No, glielo dico, che non è credibile, perché lei la paga, la prende da lì. Il termine Cosa giusto è vuole? un pagato, a Così, questo punto, cioè, perché io non prendo paga da nessuno, ma lei la prende però. Quindi, l'8 per 1000 per la Chiesa. no, perché per chi la metti? darla a voi Insomma. conciliari per ingrassare ancora di più gli eretici che governano la Chiesa, no, è un problema morale. No. Vabbè, sì, sulla è amorale. questione indagheremo meglio. Certo che credi allo Spirito Santo. Vabbè. Ma lei parla tanto dello Spirito Santo, lei che fa i raduni ecumenici con tutte le sette, lei che ha prostituito Santa Madre Chiesa, che è la sola vera Chiesa, al dialogo relativista interreligioso, e lei parla dello Spirito Santo. Appena passata la Pentecoste, ma Dio ce ne scampi. Ma tu ritieni che la verità sia un dogma o sia uno spirito? Cosa dice Gesù Cristo? Io sono la via, la verità e la vita. Non- Se l'hai dimenticato o no? E cosa vuol Lei ci dire? ha parlato prima E cosa del vuol dire? popolo, la comunità, ste balle da teologia della liberazione che segue Bergoglio. Ma non è questo il cattolicesimo. Dite la verità. Il cattolicesimo è quello che fa i muri e mette a morire il cattolicesimo milioni è di quello del persone. magistero che dice io sono la via, la verità e la vita. E Quello che difatti? insegna che extra ecclesiam nulla salus, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, non le baggianate del dialogo interreligioso che fate voi. Vabbè, dialogo interreligioso, io semplifico perché è tanto lungo. Ahmed Mohamed Sheikh Nur Ali, bene, Ali, ecco. sì. In Italia ci sono circa 1.400.000 islamici. Il Papa ha aperto un importante dialogo interreligioso e... Ma insomma io, su cosa sono fatti? Le do una notizia, che non è una notizia ma un modo di dire. Gli occhi sono davanti per guardare avanti, se no ce li avrebbero fatti dietro se dovessimo... Cioè questo sarebbe il nuovo dogma progressista della Gragnani e della Gli Chiesa occhi- conciliare. io non so Complimenti. allora, ogni puntata poi va a finire, come va a finire? Che lui mi dice che andrò all'inferno. E allora No, dirò, io non ho mai detto. No, lei me l'ha detto una volta che andremo all'inferno, allora Io io ho non detto, posso va mandare bene, le- stiamo in fila, intanto le faccio Ma lei mi dà un un'intervista potere che non anche ho, di mandare la gente, per fortuna, non ho questo Allora, ho detto, potere. se continuo così continuo male. Allora, siccome poi c'è il mio collega che mi fa vedere che c'è la pubblicità, se continuo così vado male. Allora, mandiamo la pubblicità e poi veniamo al dialogo interreligioso. A dopo. Siamo qui, siamo ritornati sabato sera, non vi dico durante la pubblicità per un po' di acqua cosa è successo, ma non c'è stato nessun miracolo, comunque siamo rimasti nelle stesse posizioni di prima. Conciliare è difficile. Vabbè, insomma, allora ha voluto un po' di acqua e se l'è bevuta, vedetela come volete. Adesso, e anche questo è diventato un crimine. Perché, vabbè. Detto da qui dell'8 per 1000. Vabbè. No, non so io, ce ne diamo conto, vabbè. Eravamo fermi ad Ali. Sì. Ali, 1.300.000 musulmani e anche tanti italiani che si stanno convertendo all'Islam, religione d'amore, religione di pace, che non è quella che abbiamo sentito e abbiamo visto di questa ISIS, che a voi stessi definite terroristi, e ricordiamolo che poi quanti musulmani sono morti, perché i primi ad essere uccisi dall'ISIS sono proprio i vostri colleghi di religione, insomma. Sicuro. No, io vorrei fare del chiarimento. Innanzitutto bisogna, per consentire un dialogo interreligioso che è alla base di un quieto vivere globale, soprattutto bisogna compromettersi, dire non la mia religione prima e gli altri no. Va cercato le cause dell'era della globalizzazione e della secolarizzazione, che è l'appiattamento culturale, l'indebolimento, l'allontanamento dei nostri figli dalla religione. Questo colpisce anche noi musulmani. Perché a noi sembra che voi siate più fedeli, onestamente. Cioè, Non è siete questo, più noi abbiamo praticanti, avvertito, più noi rispettosi. abbiamo avvertito questo pericolo, perché viviamo da paesi sofferenti, abbiamo intenzione di un futuro migliore e qua abbiamo trovato quasi il paradiso, però la realtà sta diventando difficile anche adesso. Allora, io mi sono occupato per anni di dialogo interreligioso, fino a un certo punto mi andava bene, ma dopo ero rimasto insoddisfatto. Ho detto, come mai? Comincio a occuparmi di dialogo intrareligioso. Dialogo intrareligioso vuol dire entrare dentro la religione degli altrui. Nel gruppo a cui facevo parte, Padre Antonio Garbagnati, adesso pensionato, è morto, pace all'anima sua, un carissimo amico, un vero cristiano, un gesuita era. Dottor Parenzo, ebreo, ci scambiavamo, i dogmi sono tutti inopinabili. Io non ho scelto di nascere né maschio né musulmano, non ho scelto la mia moglie
Ma il fatto di capire la religione altrui per Come hai scelto conto... la sua moglie? Mi passi la battuta. La moglie se la sarà scelta almeno. L'ho scelta, la moglie l'ho scelta io, ne pago le conseguenze, ma le sto dicendo... Buon sabato signore che siamo a casa qui. Se così. io mi incontro con uno che mi dice la mia è l'unica verità e la tua non conta niente, gli dico fammi vedere dove c'è scritto. Io sono esperto delle similitudini e quando ho cercato le similitudini sulle scritture, che ho scoperto che molti cristiani che devono andare a catechesi non capiscono. Il problema più grave che ho avuto sono con i letteralisti islamici e i letteralisti cristiani, che si chiamano radicalisti e integralisti e sono i peggiori nemici della convivenza. Però sono d'accordo che va combattuto e insegnato nella scuola, ma non dico a livello religioso. Io ringrazio il professore qua, ha ragione, devono educare. Io manderei, ho le mie figlie già battezzate cristiane, ma consiglio a quelle della nostra comunità, siccome che hanno una base religiosa islamica forte, di seguire la religione cristiana per apprendere, perché tanto nessuno gli può convertire, non si fa proselitismo lì. Quindi è fondamentale questo concetto. Cioè conoscere la reciprocità, cioè conoscere chi hai davanti. Non è reciprocità, se noi ci confrontiamo, la religione, alcune cose non hanno né colore né religione, la pace, la guerra. Non esiste, per esempio parlano della guerra santa. In arabo non esiste. Al-Harb al-Muqaddasa, ma dove c'è la guerra santa? Certe terminologie nel linguaggio semitico non è possibile. Ora viviamo in una epoca apocalittica, sinceramente. C'è un profeta che accomuna sia ebrei che cristiani che musulmani, Elia. Lei si guarda nella Pasqua ebraica, si lascia sempre una sedia libera. Io credo che sia giunto in questo momento. Non sono né un falso profeta né uno che fa previsioni assurde, ma alcuni paesi colpiti nelle scritture, tipo Siria, Damasco, Ninive, Giona, si ricorda queste cose qui, gli assiri babilonesi, il professor Pace lo sa. Siamo a momenti veramente terribili. Dobbiamo cominciare a cercare di fare qualcosa, non so finché saremo capaci di fare, almeno di quelli che si occupano di religione, devono fare degli input di pace, come lo sta facendo bene Papa Bergoglio, perché stimola il dialogo e questo, quando si vuole risolvere un problema, ci si confronta e si trovano delle soluzioni qui. Come insomma abbiamo sempre detto che parlare è la cosa fondamentale, in famiglia, nelle religioni. Politici petulanti, gente che parla paladini del cristianesimo che non conosce un decimo di quello che conosco io del Vangelo. E questo è mi piace perché è schietto, no? Lì è proprio diretto. Cosa c'è? Anche lui. Ma come bergoglista? L'hai appena detto, ma insomma non è bergoglista, ha solo detto che propende verso... No, nessun cristiano di qualsiasi ortodosso, valdese, metodista che dice non accogliere il cristiano. Ero affamato e però visto che citi il Vangelo, te lo ricorderai? Ma la cristologia insegna dono te stesso. Allora, visto che questi tu hai non detto... sono cristiani, questa gente che mangia caviale e porco cane che visto che ci hai fatto vedendo gli spettacoli di questi bambini nostri morti. Va bene, visto che ci hai che fatto razza è questa roba qua? L'insegnamento della dottrina cattolica, che razza di cristiano è? Siccome non la fanno l'insegnante di religione, l'insegnamento lo fa l'Ishak Nur. Questo sarebbe essenzialmente come funziona. Le scritture, non solo. Allora, che cosa dice il Vangelo? Cosa dice il Vangelo? Te l'ha detto? Il Vangelo di San Marco, no, Brusagà, non lo so lei che il Vangelo abbia letto, comunque nel Vangelo di San Marco, quello che di solito compare, insomma, si legge: andate presso tutte le genti, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Che è esattamente la vostra condanna di relativisti. Perché dite tutto bene, è il buddista e quell'altro fa l'islamico, facciamo insieme un po' di islam cattolicesimo, come ha appena detto l'Ishak Nur. Cioè tutto questo, se tu vuoi insegnare quello che veramente dice il Vangelo, almeno riferisci quello che dice San Marco, te l'ho appena detto, esattamente il contrario di quello che dici tu. Scusi Maurizio, io ho letto anche i Vangeli apocrifi. Vabbè, allora... E le lettere degli apostoli. Peggio, dai. Allora, sono un appassionato a livello non teologico, ma a livello antropologico, culturale, mi ha appassionato. Lei vada a leggere Neemia 8, c'è pochi cristiani che lo leggono. Vaikrao besefer betorat Elohim. Io non parlo aramaico, però mi piace, ho imparato. Questa gente sottopone, attacca l'Islam con un linguaggio: aiutiamoli a casa loro, bombardiamoli a casa loro. Ma dove vuoi aiutare a casa loro uno che scappa dalla guerra, che muore sulle navi? Ma che razza di gente è questa, politici che avete voi qua?
Ma sì, facciamo vedere tutti, io come non dice sono Bergoglio, va bene arrabbiato, tutto. sono indignato di trovare a confrontarmi con dei cristiani che offendono la cristologia. Però allora è Il messaggio indignato con del mezza Vangelo non è Europa. questo. Io mi indignerei di più verso gli islamici che mi ammazzano i miei confratelli. Però, Ma secondo vale me... ammazzi, quelli hanno ammazzato no, anche i miei voglio dire, fratelli. no, mi sembra che sia un po' più grave. Quelli hanno Poi non lo ammazzato so, anche No, ma i com'è noi più grave fratelli. ammazzare un cattolico che ammazzare un islamico? Ma Cosa forse stai la dicendo? Grenina ha un talento soprannaturale per distorcere quello che uno No, dice. le chiedo, cioè, perché io, appena detto, veramente è questo una fratello. grazia. Dove l'ha avuta questa? Lo Spirito Cioè, Santo lo sta Spirito scendendo Santo- su di me. No, io ho detto più semplicemente Mi scusi, che mi quale pare molto più Vangelo grave legge lei? gli islamici che ammazzano i cristiani che non fare discorsi sulla cristologia e impancarsi a dottori della legge del Vangelo quando si è tra l'altro pure musulmani. Ora mi sembra un po' Vabbè, perché francamente poco credibile. non può aver studiato, non può aver imparato. E gli io è ho appena proibito citato il lei- Vangelo di San Marco, mi risponde con i Vangeli apocrifi. Ma come si fa ad andare avanti in questa maniera qua? Ma stai scherzando? No, è quello che hai fatto adesso. L'unico Vangelo vero, perché noi che riconosciamo non sono né quelli di San Marco, né di Matteo, Ma né di sì, Tommaso. che se ne frega di quello. Si chiama The Red Letter Bible, ipsissima verba Gesù. La Bibbia. Il Vangelo, le sole parole di Gesù. Queste sono interpretazioni Perché nel del Vangelo non c'è scritto invece. Ci sono anche Vangeli apocrifi dove ci sono dei prodigi, dei miracoli che ha fatto Gesù che non l'acciaio consiglio Cari pescomare. spettatori, Allora, Non andate cita. dal dottore della Non legge, voglio Ali fare Shaknur, confronto e di avrete questo. l'autentico cattolicesimo. Io voglio fare delle proposte per risolvere, per creare una comunità dove il quieto vivere globale sia molto semplice. Ma allora, Questa scusi, gente che ammazzano i cristiani, ammazzano anche i musulmani, ma con che cosa? Con delle armi fabbricate vicino a Verona dove abita lei. Beh, sai che non è che Mi perché scusi, sa. abita a Verona adesso Allora, questa è una siamo colpa, ipocriti o dobbiamo Questa dire è la una verità? Per essere onesti, Non me ne diciamo così, vogliono i se veronesi. fabbricano a Verona o a Dobbiamo dire la Brescia, verità. sempre ammazzatine sono. Comunque al di là di Ma questi che aspetti. discorsi sono? Cioè, Senta lì, ma allora lei è arrabbiato con tutti i leader No, non sono arrabbiato. d'Europa, A me dà perché fastidio. insomma è l'Europa che ha chiuso i rubinetti, costruisce muri, vediamo Non è questo, l'Austria, non è questo. l'Ungheria piuttosto Voi- che la Slovenia. loro temono l'Islam, perché l'Islam dice io se faccio figli li mantiene Dio. Non possono fare i sindaci che sono con pochi figli badani, va bene, non possono fare delle sanzioni, dei decreti per a dire ai musulmani non fate figli. La fine dell'Europa è accertata. Se non si fa qualcosa per la rievangelizzazione Oh, bravo, e questo la è il migliore. diffusione della religione cristiana, perché bravo. questo è il vantaggio che Lo hanno sta i dicendo musulmani. lui e questo le Ma va bene. torniamo non lo dicono però. i preti, lo dice Ali Shaknur. È No, no, incredibile, ma proprio l'asino lo sto balamo, dicendo veramente, io, cioè, ma te lo incredibile. dico. Cioè. Te lo Vabbè, dico. allora, vediamo invece una cosa che mi ha molto colpito, che è Ecco. una cosa che insomma, ha fatto eco su tutti i giornali e su tutte le televisioni. Professor Pace, lei mi ha istituito un corso per diventare imam. Diciamo che è un corso, un master per... Ci possiamo portare Ruggero? No, ma non aderirebbe vabbè, per ma adesso. insomma, non aderisce. No, è un corso... Infarinatura di tutto quanto, un normale. corso Chiamate la Gregnani che permette con di questo abito sicuramente la piglia. studiare in modo un pochino scientifico, sottraendosi dalle polemiche, una religione che è presente in Italia e ovviamente anche aperto a persone che possono poi diventare leader religiosi di comunità musulmane. Noi abbiamo in questi anni avuto almeno 4 persone che sono imam di moschee in diverse parti d'Italia e mi pare che l'esperimento sia andato abbastanza bene, nel senso che come diceva prima Ali, c'è un bisogno di conoscenza dentro le singole religioni che è uno dei problemi più acuti del nostro tempo. Le nuove generazioni non hanno una cultura religiosa all'altezza della complessità in cui si troveranno a vivere, per cui l'istinto sarebbe di ragionare per stereotipi, ma gli stereotipi sono spesso mortali, creano conflitti, creano disordine sociale, quindi il fatto di avere una cultura religiosa robusta, ciascuno nella propria, e poi luoghi dove queste culture possono parlarsi, rispettandoli, ciascuno dicendo qual è il proprio fondamento di verità, ma senza questo sforzo collettivo, come dire, questa società così complessa rischia di non riuscire a trovare il modo per far vivere persone diverse in una situazione di parità, di uguaglianza sotto uno stesso tetto. Dopodiché le questioni che attraversano il cattolicesimo, il nostro amico
Ruggero è un esempio che nel mondo cattolico a livello globale c'è una tensione, ci sono delle fratture evidenti, no? Quando ha tirato fuori la questione del diaconato femminile, non è una iniziativa di Bergoglio. Ma era già partita? No, è una richiesta che viene dalle superiori degli istituti religiosi femminili, soprattutto in America e in Canada, che dicono: vorremmo capire qual è il ruolo della donna nella Chiesa, diverso da quello che tradizionalmente è stato assegnato attraverso la figura anche della perché suora. c'è una ventata di donne, insomma, con un ruolo un po' più importante all'interno della Chiesa, non è male, perché comunque c'è poi una crisi. Faccia una domanda a Brusegano oppure anche al professor Padre. Gli chieda il diaconato, che cos'era il diaconato femminile al tempo di San Paolo. Vediamo cosa le risponde. Allora, cari telespettatori, come nelle migliori telenovele, dopo la pubblicità torniamo sul diaconato femminile, questo argomento così pruriginoso. A dopo. In cosa consiste? Eccoci qui, eravamo al topics, il momento importante prima della pubblicità. Cosa le hanno fatto queste povere donne, queste diaconesse a lei? Anche se ci sono, meglio, no? Per la Chiesa c'è più Ho capito, la risposta la devo dare io. movimento. Allora, dunque, sì, certo che c'erano le diaconesse, ma le diaconesse non avevano nessuna funzione ministeriale nel senso di funzioni sacerdotali o assimilabili agli ordini minori o maggiori che siano. No, semplicemente facevano dei servizi praticamente. Facevano dei servizi, era solo questa la missione delle diaconesse. Però siccome voi volete andare a inseguire i protestanti che hanno i falsi preti e le false pretesse, i falsi vescovi e le false episcopesse, perché sono tutti invalidi gli ordini protestanti, e lo sapete meglio di me. Sono cristiani anche loro? Beh, lei fa gli imam secondo il rito del professor Pace, quindi diciamo, si occupi di quello, e mi pare che sugli vescovi no, ma scusi, siamo non un po'... sono cristiani, i protestanti non sono cristiani. Ma non hanno l'ordine valido, è informato di questo o no? Cioè, lo sa che alcuni che i protestanti solo pochi sacramenti hanno validi, e dipende dalla setta. Chi da Brusegan, che si ricorderà quando era più giovane, che le curie quando davano il placet per il matrimonio, no, c'era da vedere, da valutare caso per caso quando c'è una setta protestante, per capire quali sacramenti erano validi o meno, perché non potevi neanche saperlo. Ci sono delle sette che hanno valido il matrimonio, delle sette che hanno valido il battesimo, e altre che non hanno valido neanche quello. Cioè, questo è il livello. Quindi figuriamoci le pretesse protestanti o le episcopesse protestanti, sono come dare l'ordine sacro a un filo d'erba, non viene fuori niente. Ma insomma, Brusegan, allora, intanto c'è un calo di vocazioni, quindi potrebbe essere un aiuto anche questo. Beh, sì, ma uno dei limiti metodologici di qualcuno qui dentro stasera è quello di darsi ragione. Invece lei è il limite di non dire la verità. Questo è il problema più grave, secondo me. Non so se ci siamo resi conto. Io credo che se ciascuno dà ragione a se stesso... Ma è la Chiesa, non è Ruggero che dice così. Lei sa benissimo che quello che ho detto io è esattamente il magistero che lei rinnega. Scusi. No. Sì. Intanto tu fai una scrematura della storia della Chiesa, che è qualcosa di così fuori da sorridere, insomma. Ma scusi, Pio XI, Mortali Humanimus, condanna dell'ecumenismo. Lei tutti i giorni fa l'ecumenismo. Dove è la scrematura? È lei che è fuori, parliamoci chiaro. E lei sta fuori, ma è contento di star fuori, perché, ripeto, purtroppo il sistema la garantisce. Va bene, adesso continuo. Va bene. Cioè, mi vieni a parlare di ordini sacri... Questo tu caporalesco tipico dei preti. Questa è un'altra cosa. Mi vieni a parlare di ordini sacri impropriamente. Perché la Chiesa primitiva si è costruita secondo varie modalità, a seconda dei contesti, che fosse la Chiesa di Antiochia, che fosse la Chiesa in Alessandria, in Gerusalemme. E il primo concilio, quello di Gerusalemme, ha trovato il dissenso ricomposto tra Pietro e Paolo su qualcosa anche di importante, che era l'integralismo, se vuoi, di Pietro, mentre l'apertura di Paolo, e hanno trovato una linea adeguata per un pluralismo
che non fosse carente Ma nell'identità. no, lei dice no, c'era? No. No, non è così, perché allora, il contrasto si riferiva ai giudaizzanti, cioè quelli che volevano imporre la circoncisione. Che c'entra questo con l'ordine sacro? Ma era anche Cioè, Pietro che voleva adesso imporre. San Pietro era un integralista cattivo, San Paolo è un progressista buono. Ma che razza di letture dà lei per giustificarsi? calmo.